La CISL e i fondi sulle periferie. Agrigento ha subito il taglio di 16 milioni di euro di fondi statali e la politica locale sembra non essere interessata. A parlare è il segretario della CISL di Agrigento, Maurizio Saia, secondo il quale le amministrazioni comunali vincitrici del bando, oltre 300 comuni italiani, avevano siglato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un accordo di programma, quindi un contratto che è stato cancellato con l'approvazione del decreto milleproroghe. Poteva essere una boccata di ossigeno l'avvio dei lavori per il recupero dei quartieri social, così definiti da alcuni sindaci italiani. Circa 30 milioni di euro tra investimenti pubblici e privati, aggiunge il segretario della CISL agrigentina, avrebbero certamente rappresentato una boccata di ossigeno per l'occupazione in città. Sempre secondo Saia, il Consiglio Comunale, i parlamentari nazionali e regionali dovrebbero prendere una netta posizione su quello che è considerato da tutti uno scippo. Rappresentare i cittadini significa difendere gli interessi della città e del territorio, mettendo da parte le appartenenze politiche, le antipatie e i contrasti personali, facendo prevalere prima di tutto Agrigento, i cittadini, il bene comune, l'occupazione, lo sviluppo e gli investimenti. Dal canto suo, sul taglio ai finanziamenti, il sindaco Lillo Firetto ha deciso che Agrigento farà causa al governo Conte sulla questione dei fondi per le periferie. Ormai è certo, sostiene Firetto, che 33 milioni di investimenti complessivi sulla città sono stati bloccati con decreto proprio dal governo. Noi, ha aggiunto il primo cittadino di Agrigento, faremo causa per difendere il diritto degli agrigentini a un futuro di rinascita. Abbiamo già dato mandato agli uffici di procedere con un'azione legale, così come stanno facendo le altre città italiane colpite da questa sconsiderata decisione del governo.